Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova edizione. Questa settimana parliamo spesso di musica e lo facciamo veramente a livelli molto alti. Anche questa mattina è particolarmente per me un onore avere ospite Roberto Tombesi, fondatore dei Calicanto, questo gruppo di musica folk. Io preferisco la parola popolare perché fa proprio parte delle radici della storia della musica che coinvolgeva appunto le classi magari meno abbienti, che avevano un proprio stile e linguaggio che comunicava spesso proteste, spesso rancori, spesso amore. Insomma, la storia del Veneto passa anche attraverso questa musica e devo dire che dobbiamo dire un grande grazie ai Calicanto che quest'anno festeggiano i loro 40 anni di musica per il grande lavoro fatto in termini di ricerca, di ripresa, anche di reinterpretazione e ringiovanimento della nostra musica popolare. Esistono le cose patrimonio dell'UNESCO, secondo me dovrebbe essere anche un patrimonio dei Veneti istituito per la salvaguardia di alcune cose importanti e tra questi la nostra musica, no? Certo, grazie dell'invito intanto. Grazie a Roberto Tombesi. Questi 40 anni sono trascorsi veramente con grandi cambiamenti, velocissimi per lei. Sì, sì. Per te, perché abbiamo deciso di darci del tu. Velocissimi. Sì, sì, sono volati. Corsi, volati. Una grande corsa a cavallo della musica, potremmo dire Parlo così. della mia vita musicale, poi l'altra vita è un po' più complessa magari, ma quella musicale è scorsa in un battibaleno proprio. Ecco, 1981 nasce questa formazione, diciamo che il resto del mondo aveva la sua musica folk già bella formata, sì. Pensiamo all'Irlanda che diciamo è la bandiera della musica folk, folk mondiale. E questa folgorazione? Da noi si stava perdendo, hai citato bene, è stato proprio un paio di viaggi in Irlanda. Io a fine degli anni 70, come molti della mia generazione, musicisti, si è innamorati dell'Irlanda. La musica è bellissima, il territorio lo conosciamo, le tradizioni sono suggestive e per cui anch'io sono caduto amoroso, come dicono i francesi, tombé amoureux. Non stiamo parlando di musica sì, molto coinvolgente, anche molto struggente in tanti casi, oppure molto allegra. Quando tornavo dall'Irlanda, nell'ultimo viaggio, in traghetto mi chiedevo perché lì sì e qui no. E da lì è nata la voglia, la scommessa di dire ma qui nel Veneto si stava disgregando la tradizione e noi non eravamo consapevoli e non eravamo e forse non ne siamo ancora oggi orgogliosi. Ma no, senza forse, secondo me. Esatto. E lì sì, perché? Ho cercato di capire, di interrogare, di rispondermi a questa domanda e alla fine ho deciso, vabbè, lascio perdere il blues, il folk, pardon, il soul di cui mi ero occupato, la musica anche classica, perché poi ho un piccolo percorso anche di musica classica. E da allora io personalmente ho fatto solo questa musica nel tentativo di cercare di ridare dignità alle nostre tradizioni e credo che qualcosa sia stato fatto perché poi anche le giovani generazioni credo che ci riconoscano qualcosa di questo percorso. Si poteva fare di più, meglio, forse ogni tanto dico... questa mattina non siamo qua per domandarci se si poteva fare di più o meglio, ma per dire che avete fatto un ottimo lavoro, il lavoro che viene è stato celebrato. Improbo e difficile, questo sì. Voglio dire, sicuramente è un ambito su cui non moltissimi si sono sperimentati e in un contesto culturale in cui, voglio dire,
corsi e ricorsi, comunque non è mai stata considerata una ricerca di ambito colto, come adesso viene considerata invece a tutti gli effetti, la ricerca sulla musica popolare. Lei è docente, anche, si occupa anche dell'aspetto etnologico della musica, della parola. Al Conservatorio Pollini abbiamo fatto dei corsi proprio di musica, di etnomusicologia e di storia degli strumenti musicali popolari. Purtroppo il corso si è chiuso, però speriamo che riapra, e è stato importante. C'è sempre una sfida aperta, insomma, questo è anche un po' il racconto della vostra storia. Dicevo, voi celebrate questi 40 anni con un doppio concerto che si tiene proprio a Padova, al Castello dei Carraresi, che chi non l'ha mai visto è un posto veramente spettacolare, un po' strano perché ancora non è finito il restauro, ed è stato il carcere per dei periodi della città, per cui diciamo che è anche pieno di suggestioni particolari, però sicuramente fa parte proprio della storia della città di Padova. 2 serate open air il 3 e il 4 settembre, sarà proprio un racconto in musica. Avete deciso una scaletta che parte proprio dalle origini? L'abbiamo deciso con una certa difficoltà, perché il repertorio è vastissimo, perché nel corso degli anni, tra CD che abbiamo inciso in Italia e all'estero, una ventina di CD, quindi 400 canzoni da scegliere, e ne abbiamo scelte, insomma, una ventina, quelle che ci hanno dato a cui siamo più affezionati alla fine, anche perché magari sono comparsi in compilation internazionali ecco, tanto per raccontare qualcosa al nostro pubblico, ecco, queste 400 canzoni già da sole parlano del lavoro che è stato fatto di ricerca, di rielaborazione appunto della musica. Più ci sono state tante collaborazioni internazionali, anche la svolta che è nata proprio anche nella lettura, diciamo, quasi univoca tra tutte le musiche popolari anche di altri paesi, così la musica galiziana, le esperienze anche in Medio Oriente, hanno cambiato qualcosa nel vostro percorso, l'hanno arricchito senz'altro. Poi vi siete esibiti con artisti di fama internazionale, anche di musica cosiddetta colta, quindi sì, ci sono state delle esperienze veramente incredibili che facciamo anche difficoltà a raccontarle, perché sembra che uno si ammanti di vanagloria, ma quando abbiamo suonato al festival Smithsonian Folk Festival di Washington, diretto dal violoncellista Yo-Yo Ma, uno dei più grandi violoncellisti del mondo, lì ci sembrava veramente di toccare il dito. Era il 2002 e fummo invitati come rappresentanti dell'estremo, quel festival si chiamava Sulla Via della Seta, e gli estremi erano Pechino e Venezia. E quando hanno cercato un gruppo di ambito veneziano contemporaneo ci hanno chiamati, è stato bellissimo. E quella è stata un'esperienza che ci ha segnato molto, perché è stato un festival di una settimana e ti incrociavi con tutti i musicisti su quest'asse, da Venezia a Pechino, per cui turchi, uzbeki, macedoni, mongoli, musicisti strepitosi. E sono proprio le radici, perché è vero che è una musica diversa. Io adesso lo faccio suonare un po' perché parlare di musica è bello, ma ascoltarla lo è anche di più. Abbiamo parlato delle origini, no? E anche prima, chiacchierando, prima dell'intervista, parlavamo di Venezia. La suggestione di Venezia è una suggestione che tutto il mondo ci invidia, ovviamente, e chissà quante canzoni sono nate a pelo d'acqua, no? Sulle gondole, quanti amori, quante cose struggenti, quanto il fascino della notte, dell'acqua, di questi riflessi hanno creato, quante cose sono andate perdute. Alcune le hanno salvate proprio il Calicanto. E sarà proprio una canzone sull'acqua che apre il vostro concerto. Sì, perché siamo nati con questa canzone, il primo CD che poi allora si chiamava LP. Abbiamo pubblicato nell'83, noi siamo nati nell'81, 2 anni
di lavoro, di gestazione, e poi nell'83 decidemmo di fare il primo disco che si chiamava appunto De là dell'acqua, come questa canzone che adesso vorrei ricordare brevemente. Grazie. Bello il mare, bella la marina, bella la borsa mia, codo denari, e venir abbondanza de farina. Bello il mare e bella sta marina. Perché anche proprio l'atmosfera che si crea subito e che parla dei nostri paesaggi, della nostra natura, così. Raccontare in musica un paesaggio non è facile, però è quello che hanno provato a fare tutti i musicisti. Secondo me la musica popolare è quella che più riesce a raccontare lo spirito proprio dei diversi territori. Diciamo che è bello, noi ascoltiamo volentieri questi pezzi, però dietro c'è un grande lavoro di ricerca e vorrei che lei che tu ce lo raccontassi un po' com'è stato, perché non è stato facile, immagino, salvare dall'oblio tante di queste pagine. Non è stato facile soprattutto perché noi abbiamo cominciato a fare ricerca alla fine degli anni 70, degli anni 80, quando la civiltà contadina si stava sgretolando, quando i depositari di queste tradizioni cominciavano a scomparire, a morire, e quindi li abbiamo un po' presi per i capelli. E pur tuttavia, tra ricerche d'archivio e ricerche sul campo, attraverso appunto le persone che hanno vissuto in prima persona il mondo contadino e le proprie ritualità, quindi tutto il mondo legato ai canti, i canti da battello, ma anche penso ai canti di miniera o quello che era i canti delle risaie, penso alle donne. E quindi abbiamo cercato di recuperare quello che si poteva recuperare, andando poi a cercare tutte le testimonianze, documenti visivi o libri che erano stati pubblicati già dalla fine dell'Ottocento. Purtroppo molte volte senza musica. Nell'Ottocento in Italia le ricerche erano soprattutto di ambito così letterario. Ci sono degli splendidi testi che sono stati riportati, ma non si sa com'è la musica. Questa stessa canzone dell'Acqua che ho cantato, la musica è stata un po' ricostruita da noi, perché la linea melodica era... Anticipi un po' la domanda che ti volevo fare, perché ovvio che pensando alla musica folk nel mondo, musica folk di qualsiasi paese del mondo, tu dici il paese e subito immagini una sonorità, no? Sì. L'Italia ovviamente è talmente ricca sempre di storia, di varietà, anche da questo punto di vista, che è impossibile immaginare un folk italiano, bisogna proprio localizzarlo a livello di territori. Esiste una sonorità definita della musica popolare e veneta? Perché noi siamo orgogliosi del nostro Vivaldi, di Tartini, della musica barocca, così. In questo senso sì, nella musica classica, la musica barocca è facilmente e invece identificata. nella musica popolare no. Ecco. Contrariamente, penso alla Sardegna, c'è il suono sardo, le launeddas, il canto a tenores, al sud Italia le sonorità delle zampogne, della tamurriata. Qui da noi era scomparso, era totalmente dimenticato. C'era la forte connotazione del canto popolare, cioè delle corali, ma a livello di strumenti si stava perdendo, si era perduta. Non a caso poi abbiamo fatto un grosso lavoro per rivalutare questo strumento che sembra una fisarmonica, ma è l'antenato della fisarmonica. Si chiama organetto. Si chiama organetto. Che era lo strumento che ha fatto ballare intere generazioni. Anche quello che hai suonato prima è uno strumento particolare, sì. Questo che hai in braccio. Questa è mandola, si chiama, è la mamma del mandolino, praticamente, che noi poi abbiamo ricreato attraverso
accordature un po' particolari, ma che ci consente di pensarla come una sorta di liuto contemporaneo. La tradizione, ecco, del Rinascimento è molto forte anche a Venezia, si tramanda anche attraverso queste musiche che noi abbiamo interpretato, anche se non è così eclatante, ma sì, questa sonorità ci riporta alla laguna, ci riporta... È più dolce rispetto al mandolino, cioè è più rotonda, più... Sì, è un po' più grave come suono e a me è sempre piaciuto. È la differenza tra un violino e una viola, diciamo. Sì. Quella tra il mandolino e la mandola. Esatto, il rapporto è più o meno lo stesso, solo che i plettri, i mandolini, le mandole si suonano appunto con il plettro e vengono chiamati strumenti a plettro, invece i violini vengono chiamati archi perché suonati con l'arco. Dovremmo tenerlo qua 2 o 3 giorni, no? Ci resto volentieri. Perché... Allora, che cosa ci vuoi far ascoltare di caratteristico? Abbiamo parlato appunto di un percorso musicale che è lunghissimo ed è cambiato anche nel corso degli anni, proprio grazie alle esperienze, agli incontri, alle ricerche. Quale altra musica possiamo far ascoltare che sia stata un momento di svolta, un momento particolarmente importante per voi? Quando abbiamo incominciato a comporre noi stessi nell'alveo della tradizione, almeno così crediamo, speriamo. Sì, sicuramente. E quindi abbiamo incominciato a comporre alcune canzoni, anche alcune musiche che potevano avere assonanza, che potevano essere legate al nostro territorio. E per fare questo ci siamo avvalsi anche di poeti, abbiamo musicato delle poesie di Biagio Marin, di Andrea Zanzotto, di Mario Rigoni Stern, di Palmieri, poeta polesano, e in qualche modo ci è parso di fare un'osmosi tra il passato e la contemporaneità e magari, chissà, verso il futuro. Questo è stato il nostro modo di lavorare, perché all'inizio era importante raccogliere quello che si poteva raccogliere e poi bisognava anche contestualizzare, perché non eravamo alla fine dell'Ottocento, eravamo all'inizio degli anni '80, quindi c'erano anche musiche contemporanee che venivano dai paesi anglosassoni, che erano molto più quotate delle nostre sulla carta. E noi abbiamo fatto però l'operazione di cercare di contemporaneizzare, dove era possibile, questi brani. Allora, in quel caso vorrei farvi sentire una canzone che si chiama El Bosco dei Salgari, El Bosco dei Salici, che quando possiamo la dedichiamo sempre a Mario Rigoni Stern, perché è un po' ambientata dalle sue parti. Dopo quello che sta succedendo, diciamo, anche in queste settimane per quanto riguarda il meteo, dalla montagna alla pianura, credo che una dedica non stia male. Ne faccio un pezzettino perché è un po' lunga. Ogni giorno te passi, de sora al ponte non capisco si te bevardi. Ogni giorno te seguo e poi me incateio fra i parole che te vorrei dire. Oh bella mia, te vedo de lontan, te faria l'amore se potesse. Ti aspetto stanotte alla roda del mulin, appena fuori al bosco dei Salgari. Te porterò vin e una rosa nera per metterla nei tuoi capelli. E i tuoi occhi ne a notte me farà chiaro e smentegherò i miei pensieri. Oh bella mia, te vedo de lontan, te faria l'amore se potesse. Ti aspetto stanotte alla roda del mulin, appena fuori al bosco dei Salgari. Pezzettino.
che bello, perché non insegnarlo a scuola, un po' della storia della nostra musica? Voglio dire, Qualche è volta un l'abbiamo patrimonio, fatto, sì, qualche volta in qualche scuola un po' illuminata, che magari c'erano degli insegnanti che avevano a cuore questo patrimonio, abbiamo fatto degli stage, dei corsi, anche di danze. Che anche quello è tutto un capitolo molto, molto bello e creativo. Tra l'altro dicono che i veneti cantino quando parlano, quindi non so, in questo caso penso che sia anche particolarmente semplice musicare il veneto, no? Sì, Si presta, voglio dire, è una musica che è una voce, è un dialetto che si presta alla musica. Sì. E allora, cosa rimane in questo libro dei sogni, con questi 40 anni? Io cerco sempre di punzecchiarlo, anche su queste cose qui, no? Ma noi avevamo un sogno che circa Natale dello scorso anno ci eravamo fatto questo programma sogno di iniziare appunto il festeggiamento dei 40 anni di Calicanto partendo un anno prima, cioè quest'anno qui, per dedicarci a noi stessi, al nostro pubblico, un anno di festeggiamenti, tra virgolette. Quindi noi adesso cerchiamo di mantenere questa promessa che ci siamo fatti. Partiamo con questo... È un anno un po' complicato. Non sapevamo di questo. Nessuno poteva immaginare. Diciamo che partiamo con questo concerto appunto al Teatro Caradesi di Padova il 3 e il 4 settembre e poi concluderemo con un concerto probabilmente al Verdi nell'autunno dell'anno prossimo, coinvolgendo anche i musicisti che sono stati dei pilastri della nostra storia, Corrado Corradi, Rachele Colombo, Gabriele Coltri. E in mezzo, in questo anno, avevamo preventivato di fare mostre sugli strumenti, stage, convegni. Cercheremo di fare quello che è possibile. Oggi Calicanto tra l'altro sono un gruppo un po' diverso, esatto, perché sono successe tante cose, belle anche molto brutte, e avete anche però una cosa bella, dei giovani che raccolgono l'eredità, tra cui Alessandro, tuo figlio. Abbiamo due Alessandri giovani, Alessandro Arcolin che suona la batteria e le percussioni e Alessandro mio figlio all'arpa e all'armonium. E poi abbiamo la generazione di mezzo, Claudia Ferronato, cantante, che è con noi dal 2002, e Francesco Ganassin, clarinetto e ocarina, che è con noi dall'anno dopo, 2003. E poi ci sono i vecchi, i fondatori, io e mio fratello Giancarlo, che teniamo... Le redini un po'. Dal 2000. Insomma dai, ci vuole, secondo me è importante, non bisogna mai mollare, bisogna cercare di far convivere ogni generazione insieme, perché anche proprio il segreto delle tradizioni è che vengono tramandate, quindi per tramandarle le generazioni si devono parlare e quindi credo che questo sia per voi più fondamentale che magari in altri contesti. Sì, io penso sarebbe stato interessante sentire anche la campana dei giovani e lo faremo prima o poi, ma quando prossima volta quando non abbiamo, a saperlo potremo fare un collegamento Skype perché adesso con le restrizioni possiamo solo avere un ospite alla volta perché ovviamente infatti, per i distanziamenti. Credo che a loro, che naturalmente essendo giovani si occupano anche di altre musiche, ma credo che abbiano diverse cose da dire riguardo questo percorso che li ha attraversati, questa avventura con Calicanto. Ecco, siccome non abbiamo purtroppo un tempo illimitato, possiamo passare direttamente all'attualità con chi sono oggi Calicanto, qual è oggi la musica dei Calicanto, magari far sentire qualcosa di rappresentativo della vostra identità come oggi. Sì, adesso diciamo da un paio d'anni ci siamo concentrati sul nostro repertorio passato, cioè ci siamo voltati indietro e ci siamo detti ma guarda quante cose interessanti, quante cose belle abbiamo. Quindi state riscoprendo la vostra storia. Sì, con l'idea poi di trovare un trampolino di lancio verso altri lidi. In passato ci siamo occupati di teatro, assolutamente, con grandi anche film, abbiamo lavorato con Luis Bacalov che è l'autore della colonna sonora del Postino, che ci ha voluti con alcune nostre musiche in un film.
ci guardiamo un po' all'orizzonte e cerchiamo di capire anche dove stiamo andando. Gli orizzonti oggi sono un po' annebbiati e anche noi musicisti facciamo un po' fatica a vedere oltre, ma io penso che questi 40 anni ci possano essere di stimolo per nuove avventure. Assolutamente. E vi faccio sentire adesso un brano di qualche anno fa che si chiama Marionette a Zara, anche questa è una composizione nostra, un pezzettino, che dialoga con le tradizioni, con i ritmi asimmetrici dell'altra parte dell'Adriatico, quindi con ritmi levantini. Marionette a Zara è stata dedicata alla tradizione delle marionette di Zara, Zara città per tanti anni veneziana. Ecco, una cosa che non abbiamo detto è che una parte del vostro lavoro ha riguardato anche proprio questa parte di storia, di collegamento tra la Venezia, diciamo così, adriatica dalla parte del Veneto, esatto, con tutta la parte della Dalmazia, Istria. È una storia, diciamo, anche quella complessa e difficile. Sono stati bravi perché hanno anticipato cose, conservato cose che un po' per strumentalizzazioni di tutte le nature, un po' perché probabilmente anche la politica ci ha messo uno zampino, rischiavano veramente di essere perdute. Sì, 20 anni fa credo che sia molto si parlava molto fare di questa Istria. canzone, esatto. Ecco. Anche perché adesso c'è tutto un nuovo corso di ricerca anche dalla parte istriana, croata e dalmata, e un percorso di pacificazione. Abbiamo visto il Presidente della Repubblica a Braccetto con Paor sulle foibe, insomma sta cambiando anche la storia, per fortuna. Allora, un pezzettino di Marionette a Zara. Anche se si sente poco, perché ci ha trasportato in un clima completamente diverso, in una danza completamente diversa, che però risuona ancora nelle nostre corde, insomma, quindi raccontare. Fa parte un po' della nostra storia, sì. Come sarà questo concerto? Come siete sul palco del Castello Canarese? 2 serate, ci sono 400 persone a sera, quindi si potrà fare una bella festa, insomma. Sì, speriamo di riempire, ovviamente credo che ci siano ancora qualche posto, soprattutto in 4, e faremo una ventina di brani, come dicevo prima, simbolo della nostra storia. Prenderemo proprio i 40 anni e li spartiremo prendendo da ogni decennio i brani che ci hanno resi abbastanza noti e ci hanno dato anche molta soddisfazione, quindi cantati e anche strumentali, danze. Allora, seguite, se potete andate a questo concerto, ma altrimenti seguite quello che succede su questo palcoscenico di 40 anni, visto che ci ha promesso che ci saranno comunque dei momenti in cui celebrare, fare festa, ricordare. È giusto che ci siano anche dei seminari, se sarà possibile, perché grande lavoro di ricerca per le partiture, per i testi, per la lingua, perché il veneto non è una lingua ma sono tante, quindi anche lì la scelta di come raccontare, che lingua utilizzare, anche quello sarebbe stato un bel capitolo. Gli strumenti, il lavoro sugli strumenti di ricostruzione, 2 sono qui
le ocarine, alcuni strumenti, arpa, armonium, l'armonium, addirittura delle, come si chiama? Cornamuse. Delle cornamuse. Insomma, da dire ce ne sarebbe stato moltissimo, ma il tempo a nostra disposizione è finito e questo racconto speriamo sia stimolante per voi per andare alla ricerca di qualche altra info. Grazie, Grazie a voi di essere stato con noi. A Roberto Tombesi, in bocca al lupo per i prossimi 40 allora, e a voi grazie, ci vediamo domani, buona giornata, arrivederci.